Bella you, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi. Veniamo da una bella vittoria contro lo Sport Recife, se ricordo bene. Detto ciò, andiamo a cercare subito il prossimo avversario. Abbiamo iniziato benino la Divisione 2, una vittoria e una sconfitta. Dobbiamo cercare assolutamente di continuare su questa strada per non fare la tragedia di riscendere in Divisione 3. Detto ciò, come sempre, se vi fa piacere lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Avversario trovato, vediamo chi ci toccherà in questa puntata. L'Arsenal, Arsenal-Napoli. Andiamo all'Emirates, l'Emirates Stadium, vediamo i nostri ragazzi come stanno. Comunque molto figa la maglia dell'Arsenal. Allora, sembra tutti bene in casa Napoli. Vediamo i nostri avversari. Siamo un po' questa. Ok, vediamo i nostri avversari come stanno. Interessante. Una partita abbastanza dura. Andiamo al match, ragazzi. Questo Arsenal-Napoli. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi... Partono loro con Van Basten che muoverà il primo pallone. Insomma, davvero una Van Basten, Camavinga, proviamo a chiudere noi, niente da fare, attenzione. Attaccano loro, provano ad andare dentro, Bellingham di esterno, la parata di Meret che ora prova a rilanciare verso Osimhen, mette giù Politano. Dentro per Di Lorenzo e prova ad andare dentro da Osimhen, gran palla di Lorenzo, scende Osi rientra, attenzione, recuperato dal difensore che poi colpisce Osimhen. Poteva fare qualcosa in più Osimhen, va bene così. Neymar, palla per Politano, va Zielinski, cerca dentro Osimhen che va da Kvaratskhelia che prova a giro, palla lenta, oh Raff. Aspetta che ti leggo appena riesco, Attenzione, prova ad attaccare l'Arsenal. Noi adesso togliamo l'attacca in giù. Attenzione, provano ad attaccare loro. Riusciamo ad andare a chiudere. Rachmani. Di Lorenzo, Politano prova il dribbling senza fallo, dice l'arbitro. Attenzione, fantastico Lobotka che recupera la, riesce ad appoggiare a Zielinski, scende Zielinski va da Kvaratskhelia che appoggia ad Osimhen, gran palla, Osimhen dentro per Zielinski, anticipato, Lobo va verso Anghissà, palla per Politano, dentro per Zielinski, la palla non passa. Rachmani, palla per Anghissà che allarga per Politano. Si ferma Politano, si riferma Politano, prova ad andare al cross in mezzo verso Osimhen, Donnarumma la blocca alla grande e prova a far ripartire l'Arsenal con Dembélé, attenzione Zielinski, gran recupero palla di Zielinski, palla per Anghissà, cerca ancora Mario Rui, fa correre Zielinski, si ferma Zielo, la dà adesso a Kvaratskhelia che cross in mezzo verso Osimhen che prova a colpire, niente da fare, Anghissà la mette per Mario Rui, cerca Kvaratskhelia, la palla non arriva a Kvara purtroppo, prova a ripartire l'Arsenal, grande Zielinski, Rui e poi Zielinski ancora, un po' di confusione qua in realtà. Lobotka, attenzione, palla dentro, andiamo in chiusura, benissimo così. Raff, ti leggo appena riesco, perdonami. Meret rilancia lungo, attenzione verso Victor Osimhen che appoggia Anghissà che fa correre Politano, palla fuori. Oggi ho visto il Napoli e volevo vedere l'inizio del campionato, per una cosa ho visto quello che è successo sul gruppo, sai come si dice a Napoli, io va bene che... Bravissimo, sono d'accordo, diciamo per entrambe le cose. Attenzione, Politano prova ad andare dentro da Victor, attenzione Lobo, poggia per Kvaratskhelia e passiamo noi con Kvaratskhelia, break di Lobotka e Kvara deve solo appoggiare in porta. Allora sì Raff, ti posso rispondere adesso più con calma. Finalmente stasera abbiamo rivisto delle cose, abbiamo rivisto una squadra che gioca, che si aiuta, che insomma abbiamo rivisto un po' il Napoli, speriamo che continui, speriamo che sia stato solo un risveglio, cioè non sia stato solo un risveglio, ma che diano continuità.
e niente, quindi speriamo, ripeto, speriamo bene, non vorrei dire altro, ti dico la verità. Attenzione, cross in mezzo, prova a metterla fuori, Rachmani prova a spazzare Zielinski, Di Lorenzo la mette fuori con Osimhen che appoggia Kvaratskhelia che prova a far correre Mario Rui, niente da fare. La palla recuperata dall'Arsenal, torna Mario Rui su Hakimi, grande recupero di Mario Rui su Hakimi, poi Rui va da Kvaratskhelia, prova a dribblare Kvara, se ne va Kvaratskhelia dentro per Osimhen, la palla non passa. Attenzione Dembélé, Mario Rui, palla per Zielu, Zielinski si ferma, perde palla Zielinski, prova a ripartire Camavinga, chiusura ancora di Rui che di esterno cerca Kvaratskhelia, si ferma Kvara, va da Monghissà, la palla è un po' debole purtroppo. Stiamo gestendo bene queste ripartenze, grande chiusura di Nathan qui, palla dietro, la recupera Zielinski, attenzione Mario Rui, si ferma Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, doppio dribbling, no, fermato. Attenzione, sbagliano anche loro, Anghissà, Zielinski, Osimhen dentro per Kvaratskhelia, niente da fare, provano a ripartire ancora loro in chiusura Nathan, bravissimo Zielinski, Nathan, ancora Mario Rui, cerca ancora Kvaratskhelia in profondità, ferma palla Kvaratskhelia, prova ad andare dentro, fallo su Kvara, fallo su Kvara, attenzione, bene così, bene così, andiamo con Lobo che cercherà Victor, Osimhen, Lobotka verso Victor che prova a rimetterla dentro, la palla non riesce ad essere presa da Kvaratskhelia, attenzione Lobotka, chiude Lobo, prova a ripartire, tiene palla lì Lobotka, attenzione Lobotka, prova ad andare dentro, errore di Lobotka, prova a ripartire l'Arsenal, brutta giocata di Lobo qui, grande Nathan che chiude e cerca Meret che rilancia verso Victor, la palla non arriva ad Osimhen, torna Anghissà, provano ad andare loro che penetrano, Di Lorenzo la dà Politano che si gira, Politano prova il dribbling, fermato, fallo laterale, Politano va subito da Di Lorenzo, anticipato da Neymar, brutta palla, brutta giocata qui, Van Basten dentro, Nathan, bella chiusura e poi Anghissà. Va da Politano, Politano si ferma, Politano appoggia ad Anghissà che cerca dentro Victor Osimhen, in realtà bastava tornare su Politano, Anghissà recupera questa palla verso Matteo Politano che dribbla e se ne va, Politano arriva al cross in mezzo, ancora Donnarumma, ancora ad anticipare Victor, rilancio di Donnarumma, finisce il primo tempo 1-0 all'Emirates, ragazzi stiamo giocando bene, secondo me possiamo essere un po' più incisivi in avanti, abbiamo tirato poco, dobbiamo spingere un po' di più. Spera faccio il secondo tempo e ti rispondo così posso parlare con calma. Si riparte Lobotka, Mario Rui, si allunga troppo la palla e si vede, prova a ripartire ancora l'Arsenal, attenzione palla dentro, Lobo recupera una gran palla Lobo, palla per Kvaratskhelia, si scende Kvara, attenzione Kvara, la da Zielinski che prova a ridarla a Kvaratskhelia, grande giocata ancora Kvara, ancora per Zielinski che l'alza per Osimhen che schiaccia a terra, 2-0, Victor Osimhen che segna il suo 44esimo gol stagionale, amici, 44esimo gol stagionale per Victor Osimhen. Adesso prova ad attaccare ancora l'Arsenal, bravissimo Mario Rui che poi sbaglia a metterla fuori, Rachmani allarga verso Politano, si gira Politano, recuperato da Teo Hernandez, attenzione palla dentro, Di Lorenzo, bel recupero, Anghissà sbaglia, rilancia Anghissà, tiro di Camavinga, palla fuori, bene così, dobbiamo continuare assolutamente. Meret prova il rilancio lungo verso, in realtà questa volta Kvaratskhelia che prende posizione, non riesce a recuperare palla, prova a ripartire l'Arsenal con Mario Rui che prova ad andare in chiusura e Meret l'alza verso Zielinski che riesce a spizzare verso Kvaratskhelia che rientra e appoggia Mario Rui vede Zielinski che ferma, si gira e la dà poi a Politano che si ferma a sua volta, Osimhen, peccato, queste transizioni le stiamo gestendo male, potremmo fare molto di più.
Attenzione per attaccare l'Arsenal. Di Lorenzo, giocata incredibile in copertura di Lorenzo, che adesso prova a scendere, si fa tutto il campo Giannino. Giannino Di Lorenzo ancora, Di Lorenzo prova ad andare direttamente da Osimhen, sbaglia purtroppo la scelta. Adesso prova a ripartire l'Arsenal verso Bellingham. Attenzione Anghissà, Zielinski, palla dentro, Di Lorenzo va in chiusura su Neymar, gran chiusura ancora di Lorenzo, questa volta la allarga subito per Politano. Politano va dentro da Victor Osimhen, che prende palla dribbling, se ne va Osimhen la alza male purtroppo. E ancora una ripartenza sbagliata. No, Rui, che cazzo fai? Attenzione, se ne va in Belé su un liscio clamoroso di Mario Rui, cross in mezzo, Meret la blocca. Rilancio verso Osimhen, errore qui, Zielinski però fa un bel break, Zielinski dentro per Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, se ne va Kvara, ancora dribbling dentro per Matteo Politano, esce Donnarumma, che rilancia lungo e c'è Lobotka a colpire, invece no, Di Lorenzo la mette fuori con Osimhen che prova a spizzare, non ci riesce. Anghissà dentro per Politano, scende Matteo Politano, va dentro da Zielinski, prova a sparare, calcio d'angolo, facciamo qualche cambio, calcio d'angolo per noi. Wow, provato con Zielu. Allora, proprio Zielinski probabilmente uscirà, così come Politano, per far spazio a Ngong. Dentro anche Olivera per Mario Rui, ragazzi, e anche chiaramente Lindstrom per Zielinski, e metto anche Giacomino Raspadori, ragazzi, per Kvaratskhelia, che Giacomino sembra on fire, e metto anche Dendonker al posto di Zambo Anghissà. Vediamo come entrano in campo questi 5. Wow, Fra, se me la dici al volo lo faccio, se me la dici al volo però, me dici al volo la faccio. Chi vuoi? Hai 70 secondi scarsi. Il portiere, devo mettere Gollini, ok. Gollini al posto di Meret. Fra, è cattiva però, se mi fai mettere un giocatore di movimento in porta. Molto cattiva. Molto cattiva. Hai 40 secondi per dirmelo. Gollini per Meret. Vado? Un giocatore? Che giocatore? Mamma mia, che cattiveria, Fra. Che giocatore? Dimmelo in 20 secondi, se no lascio Gollini. Un giocatore? Chi cazzo metto? Mazzocchi. Lindstrom in porta. Mamma mia. Che cattiveria assurda. Vabbè. Ragazzi, finale di partita con Lindstrom in porta. La già sta cosa, La già sarà sta cosa. L'ho seguita ma lo farò mai più. Vabbè. Attenzione, Lobotka, palla dentro per Osimhen, la palla arriva verso Anghissà, proviamo a chiudere, niente da fare, attenzione, Dembélé, palla dentro, attenzione, tiro, no, mamma mia, Lindstrom para, attenzione, prova a rilanciare Lindstrom, Osimhen prova ad appoggiarla, non ci riesce, Olivera prende questa palla, Olivera dentro per Raspadori, gran giocata di Olivera, Raspadori si ferma, fermato da Rice, attenzione Traoré, prova a recuperare Traoré, Anghissà, bel recupero palla di Anghissà, vede Giacomino Raspadori che rientra, Raspadori, dribbling di Raspadori a giro, Donnarumma. Lo so Raffaele, non ti preoccupare, lo so. Attenzione, Rachmani prova ad andare a chiudere, niente da fare, palla dentro, Olivera prova ad andare in chiusura, Olivera, mamma mia, Lindstrom, ragazzi, spara ancora e rilancia verso Victor Osimhen che appoggia a Raspadori, che la ridà a Victor, che prova a tenerla lì ma non ci riesce, chiusura di Anghissà, poi Osimhen si gira, Osimhen dentro per Ngong, non riesce ad andare a recuperare questa palla,
Donnarumma, rilancio lungo, attenzione, Nathan prova ad andare a colpire, non ci riesce. Olivera, cross in mezzo, se la portano fuori, bene così. Olivera, Traoré, Nathan, spazza Nathan, Osimhen appoggia per Raspadori, che prova a far correre Osi, niente da fare. Attenzione, Donnarumma prova a rilanciare ancora, Traoré, fantastico, Raspadori la mette giù e prova ad alzarla verso Victor Osimhen, fuori gioco. Posizione irregolare però. Non ho l'acqua, altrimenti berrei. Attenzione Hakimi, prova a rilanciare Hakimi, Rachmani, mamma mia, Rachmani poi allarga per Ngonghe, attenzione Ngonghe, dribbling di Ngonghe, prova ad andare dentro da Osimhen che appoggia Rachmani che l'ha ridato Osimhen, gran giocata Osimhen, alza la palla, non arriva Zambo Anghissà per il tapin, no è Traoré per il tapin. Attenzione, prova a scendere l'Arsenal ancora, Lobotka in chiusura, non riesce a chiudere, chiusura di Nathan, calcio d'angolo, chiusura di Nathan su Haaland e sarà calcio d'angolo. Ragazzi, penso che ormai l'abbiamo portata praticamente a casa la partita contro l'Arsenal, vediamo. Calcio d'angolo, riusciamo a chiudere Anghissà ancora, gol, ovviamente 2-1 di Hakimi, vabbè con l'Istrom in porta ragazzi, comunque 2-1 di Hakimi, partita praticamente finita, ce l'abbiamo fatta a resistere ragazzi nonostante la sostituzione forzata che mi hanno costretto a fare con l'Istrom in porta, bene così, ce la portiamo a casa. Cosa ne pensi della partita? Una partita comunque bene o male meritata, a parte il finale. Abbastanza, Raffaele, abbastanza. No, ma questa cosa la devo togliere. Comunque, 1560, bene così.